Andiamo avanti con l'intervento di un altro collaboratore di Padre Turtas, che è il professor Giovanni Lupino, insegna glottologia linguistica all'Università di Sassari. Ha curato il libro Pregare in sardo, scritti su Chiesa e lingua in Sardegna, un'opera molto interessante ancora adesso. Il professor Lupino ci parla di Padre Turtas, storico della lingua sarda. Bene, grazie agli organizzatori per questo invito che mi ha fatto particolarmente piacere, e grazie anche per queste foto, in particolare per una in cui vedo il professor Turtas vestito da pilota. Chiederò poi qualche ragguaglio. Bene, allora, il titolo del mio intervento è Raimondo Turtas, storico della lingua sarda, e credo che qualche spiegazione lo meriti, perché tutti sappiamo che Raimondo Turtas non era un linguista, anche se la sua cultura era vastissima, così come la sua curiosità. Per spiegarlo potrei partire da un'opera del 2006 che si intitola Pregare in sardo, scritti su Chiesa e lingua in Sardegna. È un'opera che ho avuto il piacere di curare. Si tratta di una raccolta di scritti apparsi a puntate su giornali diocesani sardi a partire dall'inizio del 2002, e in molti di questi scritti lui discute questo tema, cioè quale sia stata la lingua impiegata nella liturgia in Sardegna a partire dalla diffusione del cristianesimo. Bene, nell'introduzione scrivevo che quest'opera, il risultato finale di quest'opera è una sorta di storia della Chiesa sarda subspecie lingue, cioè storia della Chiesa sarda vista dal punto di vista della lingua, però si può anche ribaltare, cioè una storia della lingua sarda subspecie ecclesia, cioè vista dal punto di vista della Chiesa. E a lui piacque molto questa cosa, e credo, al di là del fatto che possa aver sollevato il suo ego, questo dimostra quanto lui ci teneva al tema lingua, in particolare lingua sarda. Era un acutissimo studioso, cercherò di mostrarlo. Però per capire questo, per capire come appunto il suo essere in qualche modo linguista, è bene fare una distinzione che facciamo noi linguisti. Esiste una storia interna della lingua ed esiste una storia esterna della lingua. Cioè la lingua può essere studiata come un sistema, un insieme di rapporti interni. Per esempio io posso dirvi che dal latino la T, chiamiamola così, fra due vocali, si conserva solo in una regione ristrettissima della Sardegna, dove si dice rotta, per esempio qui a Bitti. Tutto il resto del sardo abbiamo esiti tipo roda, arroda, orroda, eccetera. Ecco, questo è il campo dei linguisti. Qui la lingua viene studiata disinteressandosi del contesto storico, delle circostanze esterne. Quindi proprio qui questa è una materia tecnica, e non in questo senso lui è stato uno storico della lingua. Esiste però anche una storia esterna della lingua. Qui il linguista studia l'evoluzione della lingua interessandosi di quei fattori esterni, extralinguistici, in primo luogo culturali. Potrei fare un esempio, non so, se io dicessi che oggi i giovani non intendono più espressioni del tipo menare il can per l'aia, potrei giustificare questo col fatto che la cultura agraria contadina che ha espresso queste espressioni oggi è stata marginalizzata, quindi faccio un riferimento alla cultura, d'accordo? Ecco, oppure per esempio potrei studiare la diffusione dell'italiano a partire dal 1861, come ha fatto Tullio De Mauro, collegando questo all'alfabetizzazione crescente, al processo di alfabetizzazione. Questa è la storia linguistica esterna, ecco. Questo è un terreno di incontro. Il linguista qui ragiona con gli storici, ed era un terreno molto frequentato da Raimondo Turtas, è un terreno in cui si sentiva a proprio agio, un terreno in cui ha lasciato dei contributi importanti. Lui era uno studioso attento della storia della cultura e della storia delle istituzioni culturali, aveva ben chiara l'importanza del nesso lingua-cultura, e questo tema torna spesso nei suoi lavori. Perché in questo io ho sempre pensato che lo abbia condizionato il suo essere un gesuita.
c'era una regola delle costituzioni dei gesuiti che imponeva al gesuita, una volta arrivato nel luogo di destinazione, di apprendere la lingua del posto. Lo aveva fatto lui stesso, è un elemento della sua biografia. Quando era andato in Madagascar era stato costretto ad apprendere niente di meno che il malgache, che è una cosa molto 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 complessa, posso garantire. Quindi la lingua vista come uno strumento di accesso alla cultura di un popolo. Per entrare pienamente in sintonia con un popolo, ecco, lo studio della lingua è fondamentale. Naturalmente l'altra faccia di questo suo interesse era l'impegno serio, rigoroso, a favore della lingua sarda. E anche qui ho pensato che in qualche modo ci fosse anche la volontà di rimediare alla storia, precisamente a quell'ordine di Filippo II che nel 1567 obbligava i membri della Compagnia di Gesù a Sassari e a Cagliari a servirsi del castigliano, dello spagnolo e non del sardo, per la predicazione e l'insegnamento. Quindi questo, diciamo, un po' in termini generali. E voglio farvi qualche esempio per dimostrare l'importanza della sua riflessione per i linguisti e per la storia della lingua sarda. Allora, c'è un lavoro del 1981 che è citatissimo nelle storie della lingua sarda, la questione linguistica nei collegi gesuitici in Sardegna nella seconda metà del Cinquecento. Consentitemi di prenderlo un attimo. Allora, dicevo che un lavoro del 1981 è uscito su Quaderni di Storia Sarda. Allora, il collegio gesuitico di Sassari viene fondato nel 1559. Cosa fa Turtas? Allora, lui pubblica delle epistole che i gesuiti del collegio di Sassari inviavano alla casa madre. E quindi ci dà un quadro preziosissimo, perché queste lettere sono ricchissime di osservazioni linguistiche, cioè ci danno il quadro. In particolare, per noi importante, è quello di Sassari. Sapete che c'è un problema, possiamo dire irrisolto, comunque aperto, che è quello dell'origine del sassarese. Il sassarese è un dialetto non sardo, e si dice di tipo sardo-corso, ma in realtà, a differenza del gallurese, per il quale possiamo dire che è una varietà di corso meridionale, per il sassarese la questione è molto più complessa. Benissimo, cosa fa? Lui pubblica delle lettere, per esempio c'è questa di Francisco Antonio, e lui scriveva nel 1561 così: la lingua ordinaria di Sardegna è il sardo, come l'italiano lo è d'Italia. In alcune ville tuttavia usano il corso, sebbene comprendano anche il sardo. Nelle città di Cagliari e di Alghero la lingua ordinaria è il catalano, sebbene vi sia molta gente che usa anche il sardo. In questa città di Sassari alcune persone principali parlano lo spagnolo in maniera passabile, tuttavia comunemente si parla il sardo, il corso oppure l'italiano, che è somigliante a quest'ultimo. E poi aggiunge, sempre in questa lettera che vado un po' avanti: i ragazzi non parlano altra lingua se non il corso. È una documentazione, quella che lui è andato a scovare, di assoluta importanza. Cioè, noi abbiamo il corso di Sassari. Che cos'era? Era il sassarese. Cioè, sappiamo che nel 1559 il sassarese già c'era nel quadro linguistico di Sassari, e sappiamo anche che i giovani lo parlavano, quindi si era innescato un processo di trasmissione intergenerazionale, d'accordo? Era parlato, leggiamo, soprattutto dai giovani. Quindi questa testimonianza ci consente di gettare un po' di luce sull'origine del sassarese. Abbiamo qualche elemento. Un altro lavoro importante di Turtas da questo punto di vista, questo mi colpì parecchio, si intitola Pastorale vescovile, suo strumento linguistico, i vescovi sardi e la parlata locale durante le dominazioni spagnola e sabauda. Questo è un testo del 1988. Mi ha colpito una cosa. Qui Turtas dialoga con Wagner, un dialogo a distanza nel tempo. Wagner aveva, nel 28, aveva scritto
un articolo bellissimo, importantissimo, che si intitola La stratificazione del lessico sardo, ed appunto descrive la diffusione di alcuni tipi lessicali utilizzando anche una cartografia linguistica. In particolare una delle carte è dedicata al nome della trottola in sardo. Un secondo. Allora, Wagner più volte nella sua opera ha sottolineato come Cagliari sia stato un centro di radiazione di innovazioni. Le innovazioni linguistiche, c'è uno schema costante nella storia linguistica della Sardegna, per cui le innovazioni spesso partono da Cagliari e da una parte arrivano, passando attraverso i Campidani, le pianure dei Campidani, arrivano alla Planargia, dall'altro riescono ad arrivare fino alle Barbagie e al Nuorese. Per dirvene una, il participio di Nuoro, il participio passato del tipo andau, e di tipo campidanese. Quella è un'innovazione che ha reso il Campidano è arrivata fino a Nuoro. Bene, questo schema vale anche per la diffusione dei catalanismi. Wagner a noi abbiamo per esempio il tipo bardufula, per trottola, bardunfula. Questo è un catalanismo, deriva da Balduffa, parte da Cagliari, passa nel Campidano e poi risalito, diceva Wagner, sino a Posada, alle Barbagie e in Planargia. Lui nella rappresentazione cartografica evidenzia anche un tipo di origine italiana che è Trottula, nella zona intorno a Oristano, e poi dal settentrione, da nord, invece si è rivelato il tipo Morrocula. Marrocula, lui dice forse di origine fonosimbolica, che si è spinto sino a Pitti e alla Valle del Tirso, così scriveva Wagner, magari me lo potrete confermare se si usa ancora oggi questo tipo qua. Ok? Torna. Benissimo. Vabbè. Allora, cosa fa Turtas? Si legge ben bene Wagner e poi in quell'articolo che vi ho nominato prima dice sì, è così. Però mette in campo una cosa che su cui Wagner non aveva riflettuto, cioè lui dice: molte volte, come in questo caso, è dato vedere nella diffusione dei tipi linguistici, cioè di una parola piuttosto che di un'altra, il peso, scriveva lui, dell'amministrazione ecclesiastica. Dice, noi quello che sappiamo è che la diocesi di Suelli fu unita a Cagliari nel 1420 e la stessa sorte la ebbero tra la fine del 400 e i primissimi del 500 le diocesi di Dolia, Galtellì e di fatto anche di Sulci. Quindi si viene a circoscrivere uno spazio linguistico che corrisponde egregiamente alla diffusione del tipo bardufula, bardunfula, eccetera. E ho trovato questa riflessione straordinariamente interessante perché i linguisti si trovano spesso a ragionare su una dialettica che è quella fra conservazione e innovazione. E le innovazioni seguono dei percorsi. E non sempre è facile capire che cosa determini questi percorsi. Ecco, lui in questo articolo ci ha portato a scuola, ce l'ha fatto vedere, quindi devo dire una cosa molto significativa. Potrei dirvi altre cose, ma vedo che il mio quarto d'ora, di cui tengo conto, si sta esaurendo. Ecco, potrei ricordarlo come studioso dei documenti medievali del sardo, che sono utilissimi per il linguista e per il filologo. Per esempio un tentativo di riordino cronologico delle schede del condache di San Pietro di Silchi, oppure evoluzione semantica del termine condache. Potrei ricordarlo come informatore, grazie a lui avevo saputo che qui a Bitti per nascondere non c'è soltanto il locudoresismo cuare, ma con ambito più ristretto di applicazione c'è cupare, susoles è scupato. Il sole si è nascosto. Bene, questa forma foneticamente non è regolare, perché dal latino cubare, un bitese cupare, non si spiega. C'è una spiegazione, ma non importa in questo momento, è complessa, sarebbe quella linguistica interna di cui parlavo poc'anzi, con la quale non mi voglio annoiare. Mi fece conoscere anche zia Pascheda, la voglio ricordare, che era un'informatrice incredibile, e grazie a lei ho saputo per esempio che una certa operazione che si compiva, parlando del pane, no? Che si compiva d'inverno quando il pane rischiava di non lievitare, era un'increiatetta, e lei mi ha detto che si dava questa increiatetta che era
fa riferimento, increare tutt'altra cosa, la purificazione della puerpera dopo il parto, quindi tutta un'altra cosa. Quindi anche questa cosa andava spiegata e ci ho provato. Tante cose, potrei ricordare il contributo che ha dato all'etimologia di cum bessias, ma il tempo fa esaurirsi. Volevo anch'io, però una cosa personale, per dire chi era per me Raimondo Turtas. Io lo ricordo nell'89. Una volta sono stato testimone di un fatto. Lui fece un esame a uno studente che così ho intuito che gli stava simpatico, e allora gli chiese un argomento a piacere. Questo parlò tutto contento, sentendosi a suo agio, e finito l'argomento gli chiese un altro argomento a piacere. Lo studente era un po' incredulo, troppa grazia. Poi venne il terzo argomento a piacere, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo. Dopo circa 3/4 d'ora lo studente gli disse: ma io non sapevo più cosa dirle, abbiamo toccato tutti gli argomenti. Ecco, lui era questo, cercava di metterti a tuo agio, però non ti ascoltava niente. Il rigore assoluto, anche nella volontà di manifestarti la sua volontà di aiutarti, però non ti faceva sconti. Ecco, qualche sberla da lui l'ho presa, però aveva sempre ragione lui. Bene, grazie davvero. Grazie professore. Procediamo perché non abbiamo tempo da perdere, ed è il momento di Vanni Piras, che è stato ricercatore all'Università di Sassari e insegna all'Istituto di Scienze Religiose. Vanni, sei nel pomeriggio, perdono. Va bene. Perfetto, nessun problema. Allora lasciamo spazio a Michele Carta, che è autore di tante pubblicazioni sulla storia civile e religiosa delle nostre comunità. Lui ci parla sul tema integrazioni documentali agli studi di padre di Raimondo Turtas sulle comunità di Biti e Gorofai in età moderna. Buongiorno a tutti, il solito ringraziamento agli organizzatori e iniziamo. Don Turtas l'ho conosciuto con molta amicizia negli anni 70. Alla fine degli anni 70 lui era molto amico del nostro parroco Don Stefano Bachitta e l'aveva invitato, eravamo lì a Sosalinos, per farci un corso di, voi pensate di lingua sarda, manco per niente, un corso di inglese. Immaginatevi in una settimana cosa abbiamo imparato di questo inglese. Solo Don Stefano aveva imparato solo questo: Don Turtas, basta, il resto no. Quindi, conosciuto già in questa maniera, quando io avevo finito le mie prime ricerche sulle confraternite della nostra zona, ero andato logicamente anche da Don Turtas per chiedere se c'era qualche altra cosa, insomma, no? E lui in quell'occasione mi ha fornito la sua trascrizione dei capitoli sulla confraternita di Santa Croce di Nuoro, che io poi ho utilizzato in quel libricino intitolato, non gli piaceva molto a Monsignor Marcello, intitolato praticamente Biglietto speciale per il paradiso. Cioè i confratelli o tutti quanti lo fanno anche pensando concretamente al paradiso. Cosa è successo in seguito, quando Don Turtas stava approntando i successori, non osassero assolutamente cambiare, tant'è vero che tutti i successori, a iniziare da Antonio Perrales, da iniziare da tutti gli altri, il Novella, eccetera, confermano tutti. E questo è anche importante perché c'è anche la data della visita, no? Come quella del 1583 del Novella a Biti e altre, insomma, no? Quindi vedete che sono cose. Poi, cos'è che
siccome ci troviamo con l'Asso Seregno, gli eredi chiedono logicamente all'arcivescovo Lasso Seregno, che anche lui conferma chiaramente tutte le disposizioni date dai pastorelli in precedenza, ma non solo, siccome il documento era già un po' logoro, chiedono di poter fare una copia in modo tale che rimanesse per i successivi tempi, non per i successivi periodi, con la sua firma logicamente, e logicamente la concede anche questa facoltà, diciamo, no? Poi non vi dico, ce ne sono molti altri di questo periodo, soprattutto della visita, ma andando ad esempio alla visita del canonico Giacomo Spiga, qual è la cosa più importante? Beh, intanto il rito è sempre uguale, il rito di introduzione sia a Pitti che a Gorofai è preciso, identico. Inoltre si fa leggere dal notaio i decreti in lingua sarda, viene specificato, no? Cosa sono i decreti? Beh, i decreti, perché vengono nominati solo come decreti, diciamo, no? In effetti è la lista di tutte le manchevolezze principali in quel paese e gli abitanti dovevano segnalare quali di questi erano stati concubinari, eccetera, eccetera, no? Io vi dico solo, Don Mariani senz'altro lo sa, a Orune i 5 che vengono consultati, sapete la risposta di tutti qual era? Non so nulla, nil scire, tutti e 5, proprio su quello che stava chiedendo, niente, non sapevano nulla. Però è importante anche di questa, la prima volta che ho trovato una cosa simile, con l'azione accordata dal visitatore, diciamo, l'allora pievano di Pitti e Gorofai, che era sempre Giovanni Gallego, cosa fa? Stende di sua mano un atto che proprio è di quelli ufficiali, in cui concede licenza a diverse coppie, anzi una licenza per la costruzione di una cappella, eccetera, eccetera. Viene specificato tutto nei minimi dettagli. Io vi invito chiaramente, in seguito ce li avrete tutti, perché ho riportato sempre i testi originali, e per dire anche l'ultimo visitatore del Becchi, cosa si può ricordare di lui? Aveva notato per esempio che la chiesa di San Giorgio era mal ridotta, ma soldi non ne aveva. Allora, sapendo che molte delle chiese profanate possedevano un patrimonio, ora dice, da quel momento il patrimonio di tutte queste chiese doveva essere gestito dal parroco del luogo, in modo da poter provvedere poi al restauro delle muri, eccetera, eccetera, no? Quindi è un'operazione abbastanza importante anche quella. E poi ci sono logicamente tanti altri aspetti che si possono benissimo, ma già lo capite che io sto proprio, perché bisogna un po' stringere, come si dice, no? Per quanto riguarda, sapete cosa ho approvato leggendo opere di Turtas, che ogni tanto mi mandava, anche sapendo su che cosa lavorava? Beh, di Turtas io ho ammirato soprattutto il fatto che non teneva nessun conto del famoso ipse dixit, e l'ipse dixit già sapete quanti cosiddetti virgolette storici l'ha detto quello, figuriamoci se io vado contro. Come è stato già messo in evidenza prima, Don Turtas in quelle lunghe notte molte volte rivedeva il documento citato, lo rileggeva, correggendolo spesso, correggendolo rispetto a quello che avevano visto gli altri, no? Perché questo era il suo. Un pochettino, sinceramente mi è rimasto anche questo, tant'è vero che io in quelle pochi lavori che ho fatto, solo i documenti, qualcuno dice, ma mica, no, io non dico nulla, sono i documenti che parlano, no? Per tutte queste. Ora, se sono stato molto sintetico, ma
insomma avrei gradito anche una leggera pausa, ma comunque grazie di tutto. Maggiore interesse nella pubblicazione degli atti, Michela, grazie. E adesso è il momento di Silvana Sanna, che è studiosa di storia locale e ci parla sul tema gli studi di Raimondo Turtas sulle chiese di Bitti e Gorofai, alcune integrazioni documentali. Buongiorno a tutti e grazie ai presenti per essere rimasti fino a quest'ora così tarda. Un grazie particolare agli organizzatori di questa giornata dedicata alla figura e all'opera di Padre Turtas. La mia presentazione di oggi riguarda alcune integrazioni documentali a supporto del lavoro di Padre Turtas sulla chiesa e le chiese del suo paese natale, di Bitti e di Gorofai. Questo lavoro non avrebbe potuto essere presentato in un'occasione migliore perché è stato direttamente incoraggiato da Padre Turtas. Il mio lavoro si basa infatti sullo studio dei quinque libri, in modo particolare i libri sui legati P e i registri dei defunti. Sul finire della sua vita, Padre Turtas, già con i problemi di salute che lo attanagliavano, non perdeva occasione per farsi portare a Bitti, lì veniva in probania nell'ufficio parrocchiale e incoraggiava questa ricerca, lo studio della documentazione contenuta nei quinque libri, nella consapevolezza che all'interno si celassero delle informazioni preziose, preziosissime, non soltanto per la storia della Chiesa e delle chiese locali, ma nei confronti dell'intera comunità. Allora, fra le numerose chiese che sono state edificate nel territorio di Bitti nel corso dei secoli, ho deciso in questa occasione di accentrare la mia ricerca su 4 di esse, e sono la chiesa di Santa Croce, la chiesa di Sant'Angelo e l'Angel della Guardia, poi lo vediamo più avanti, e la chiesa di San Michele. Quando parliamo della chiesa di Santa Croce non ci riferiamo al titolo attualmente presente all'interno della chiesa dei Cappuccini, ma all'oratorio di Santa Croce, che era stato costruito di lato alla chiesa parrocchiale. Questo edificio era stato poi demolito nella seconda metà dell'Ottocento a seguito di un atto di permuta tra il comune e la parrocchia, in base alla quale la parrocchia cedeva al comune l'oratorio di Santa Croce per poter poi ampliare il corso e quella che poi diventerà Piazzetta Marcato, e il comune restituiva alla parrocchia la chiesa dell'ex convento dedicata a San Francesco, meglio alle stimate di San Francesco, che era stata incamerata precedentemente dallo Stato. Al posto della chiesa di Santa Croce, dell'oratorio di Santa Croce, il comune avrebbe poi costruito un mercato. Non a caso, ecco, queste sono 2 foto che ho preso dalla pagina Facebook Vizichesos, non a caso appunto quel mercato darà poi il nome alla piazzetta e per tutti nota come Piazzetta Marcato. In realtà adesso è dedicata ai fratelli Pregliati. Allora, su questo oratorio di Santa Croce, chiesa di Santa Croce, Padre Turtas ci dà tutta una serie di informazioni a partire dalla fine del Cinquecento. Si trattava di un oratorio gestito dai disciplinati bianchi di Santa Croce, e però poi fornisce una informazione ulteriore.
Ci dice padre Turtas che Giovanni Arca, nel suo Naturalis et Moralis Historia del Regno Sardinia, aveva affermato che esisteva un'altra chiesa di Santa Croce nel quartiere di Jumpatu. Padre Turtas riteneva improbabile, l'ha più volte scritto non soltanto nel libro Le chiese Gosos di Bitti e Gorofai, pubblicato nel 2005 insieme a Giovanni Lupino, ma appunto più volte in più libri ritiene che l'esistenza di questa chiesa sia improbabile. Adesso andiamo ad analizzare i documenti. Allora, Giovanni Arca, perché Giovanni Arca ritiene questo? Giovanni Arca sosteneva che il territorio di Bitti era circondato da tutta una serie di villaggi abbandonati, per cui avevamo il villaggio di San Pietro con la chiesa omonima, più o meno nella zona del Buono Cammino, e San Pietro, effettivamente San Pietro Apostolo, era l'ex patrono di Bitti. Poi riteneva che ci fosse un altro villaggio, quello di Jumpatu, con 2 chiese, una dedicata a Santa Croce e una a Santa Giuliana, un villaggio abbandonato a Sant'Elia con la chiesa omonima, il villaggio abbandonato di Dura, come diceva Giovanni Arca, con le 5 chiese, sostenendo però che la parrocchiale era quella di Santo Stefano, e nella zona di Gorofai, di là da quello che oggi è il Colle del Miracolo, il villaggio abbandonato di San Cosma, dove effettivamente c'era la chiesa di San Cosimo. Vado avanti, quindi ci dice che in questo villaggio di Giumpatu c'erano 2 chiese. La chiesa di Santa Giuliana è per tradizione riconosciuta come l'attuale chiesa di Nostra Signora de Bonaera, quindi la Madonna di Bonaria, mentre il quartiere di Giumpatu si trova all'interno del paese, ma forse il Giumpatu di Giovanni Arca aveva un'ampiezza più grande, diciamo così, rispetto alla zona circoscritta che attualmente diamo nel quartiere con la quale identifichiamo il quartiere di Giumpatu. Allora, guardando e studiando i libri sui legati P e sui libri dei defunti, troviamo, come diceva lo stesso padre Turtas, il riferimento alla chiesa e alla confraternita di Santa Croce già sul finire del Cinquecento. Non vi dico tutto, vado semplicemente avanti in modo tale che poi riscontriate effettivamente l'esistenza, per esempio, di questa confratria di Santa Ruga di Bitti, spiegando bene in più occasioni che si tratta della confraternita di Bitti. Perché? Perché i disciplinati bianchi operavano anche a Gorofai, questo potremmo pensare immediatamente. Invece un'informazione importante ai fini di questa ricerca è questa che lui dà del 1602, quando viene a Bitti il visitatore Cristoforo Gessa, che visita la chiesa di Santa Creu e incontra l'obrere, cioè il priore della chiesa di Santa Croce, che si chiama Antonio Angelcaso, e questo è un nome, soprattutto un cognome, che ci dobbiamo ricordare. Dopodiché dal 1600 al 1661 mancano tutti i registri, quindi abbiamo non un buco ma una vera e propria voragine documentaria che potrebbe aiutarci, diciamo così, nella ricerca, ma manca, per cui la ricerca riprende dal 1662 in poi e troviamo ancora tutta una serie di riferimenti alla chiesa, alla confraternita di Santa Croce. Non ho messo tutto perché sarebbe troppo vasta, ma è interessante questo. Del 5 agosto del 1673 Juan Angelsata lascia un scudo per la fabbrica della Iglesia de Santa Cruz. Fabbrica vuol dire o che la stanno costruendo ex novo o che stanno procedendo ad un ampliamento abbastanza significativo, e questo dato è effettivamente molto interessante perché lascia una finestra aperta dalla quale che va assolutamente approfondita. Vediamo ora invece a un dato importantissimo. L'11 aprile del 1676 muore Bernardo Casu, che aveva fatto precedentemente il testamento, e in questo testamento lascia tutta una serie di lasciti a tante chiese e così via, e troviamo la prima informazione importante. Deja la iglesia di Santa Cruz de Jumpadu medio escudo. È la prima informazione che troviamo che riconosce l'esistenza della chiesa, di una chiesa di Santa Croce a Giumpatu, ma soprattutto all'interno dello stesso testamento c'è il riferimento alla iglesia di Santa Cruz Cofadria della presente villa. Quindi in un unico testamento troviamo l'affermazione che esistono in contemporanea 2 chiese di Santa Croce, una a Giumpatu e una a Bitti. Proseguendo nello studio della
dei vari atti di morte, troviamo questo interessante di Maria Rosa Bambino del 1706. È la prima volta che troviamo non il termine non chiesa ma oratorio di Santa Croce. Proseguendo, nel 1707 Maria Isabella Casulo, notate che è sempre un caso il cognome, lascia alla Santa Cruz de Yumbadu 5 libras per comprarle un frontale. Il frontale è un pagliotto, cioè un drappo che si mette davanti all'altare, e sempre Maria Isabella Casulo all'interno dello stesso testamento lascia a Santa Cruz de Bitti otro un escudo. Quindi ancora una volta la famiglia Casu fa riferimento sia all'esistenza della chiesa di Santa Croce di Yumpatu sia di Santa Croce di Bitti. Infine una terza attestazione, guardate ancora una volta Maria Trinidad Fois Casu, lascia, lega, questo è un legato alla cofradria de Santa Cruz dos Escudos por su alma, e contemporaneamente lascia altri dos escudos alla iglesia di Santa Cruz de Yumpadu. Per cui da 3 documenti attestiamo, risulta l'esistenza di questa iglesia di Santa Cruz de Yumpadu. Vado avanti, adesso entriamo nell'altro ambito, quella del Sant'Angelo o l'Angel della Guardia. Padre Turtas cita entrambi queste denominazioni, sia quelle di Sant'Angelo sia quella dell'Angel della Guardia, però alla fine, quando fa la sintesi, diciamo così, di queste chiese, pone un'unica chiesa con il titolo di Sant'Angelo e non 2 chiese, quindi arrivando alla conclusione che si tratta di una stessa chiesa. E in effetti cosa succede? Succede che lui fa i riferimenti, i primi riferimenti, quello dell'82, del 98, del 602 che troviamo anche in Ottorino Alberti, si riferiscono a questo Santo Angel, e quelli successivi, compresi quelli del 77 che Michele Carta ben conosce, all'Angel della Guardia, cioè all'Angelo Custode. Allora probabilmente ha pensato che Santo Angel fosse una contrazione, un modo di dire relativo indicando l'Angel della Guardia. A Bitti però, e questo Padre Turtas lo aveva rilevato, esistono 2 quartieri molto vicini, uno chiamato quartiere de Sanzi, dove effettivamente era collocata la chiesa dell'Angel della Guardia, e l'altro poco distante, quartiere de Sant'Angelo. Se pensiamo che siano 2 chiese diverse, possiamo trovare che queste 2 chiese erano poste, diciamo così, sul limitare del paese, nella parte bassa del paese, alla confluenza di 2 rivi, il primo chiamato di Gueporra e il secondo chiamato il rio di San Giovanni. Vediamo ora. Ecco, questa è la piazzetta attualmente la piazzetta dell'Angelo, perché la chiesa di Sant'Angelo, cioè scusate, dell'Angelo della Guardia, è stata demolita alla fine dell'Ottocento. Vediamo cosa ci dicono i documenti che abbiamo analizzato. Allora, nella prima parte dei documenti non ho trovato alcun riferimento. Aggiungo che dal 600 al 661 non abbiamo un riferimento, e vediamo cosa troviamo. Troviamo il riferimento all'Angelo della Guardia a partire dal 1673 e poi successivamente nel 1675. E poi arriviamo a questo, 18 marzo del 1681, Francisca Angela Spronedore, una povera donna, proprio povera nel senso di povertà, di Gorofai, viene trovata morta all'interno della chiesa Iglesia del Santo Angel. È la prima volta che troviamo questo riferimento a Santo Angel. È una donna iscritta nel registro dei poveri. Il 1681 è un anno terribile perché muoiono a Bitti centinaia di persone. E quindi appunto è la prima attestazione che troviamo, ma potremmo ancora pensare che si tratta di una contrazione, finché non arriviamo a 10 anni dopo, in cui Maria Rosa Chighino nel suo testamento lascia la chiesa di Sant'Angelo martire medio scudo. Allora siamo di fronte all'attestazione all'esistenza di una chiesa dedicata a Sant'Angelo martire, e viene
diciamo così, per tradizione riconosciuta in questa casa, dove c'è ancora la nicchia con un piccolo santino colorato di azzurro. È una bella scultura in cartapesta colorata di azzurro, ma probabilmente in origine era marrone come diciamo così, come la figura di Sant'Angelo. Proseguendo, nel 1693 ancora una volta riferimento all'Angel della Guardia, però possiamo dire che effettivamente più o meno contemporaneamente i curati sono attenti nel riferire l'esistenza dell'Angel della Guardia e di Santo Angelo come due chiese diverse. Proseguendo troviamo, questa invece è un'informazione interessante del 1707, in cui Catalina Carta Pintus nel suo testamento lascia medio e scudo per la riedificazione della iglesia dell'Angel della Guardia, che evidentemente riversava in cattive condizioni. E poi arriviamo al 1713, in cui ancora una volta si parla della iglesia di Sant'Angel Martir, in cui appunto Maria Luchita Pala lascia questo medio e scudo para quel suo marito Logaste en Ella. Infine appunto vedete altri riferimenti all'Angel della Guardia e così via. Per cui possiamo dire che diciamo così, i documenti attestano l'esistenza contemporanea di due chiese, una dedicata all'Angelo della Guardia e una a Sant'Angelo Martire. Andando avanti veniamo invece all'ultima chiesa di cui vi voglio parlare, chiesa di San Michele Arcangelo, l'unica ancora officiata, ancora esistente di quelle di cui vi ho parlato. La chiesa di San Michele Arcangelo, nei documenti, nel libro citato di Padre Turtas e Giovanni Lupino, afferma che questa chiesa è stata edificata nel 1724 dal rettore di Stramazza, Ignazio Azzori Pau. E da cosa ricava questa informazione? La ricava dal questionario del 1803 che Sebastiano Satta di Viti aveva compilato, sostenendo appunto che dai dati che lui aveva la chiesa era stata edificata nel 1724. Vediamo ora cosa ci dicono i documenti. Ancora una volta nella prima parte dei documenti non abbiamo nessun riferimento, poi abbiamo quella assenza di documenti fino al 1661 e poi andiamo avanti. Ecco, il 29 settembre del 1680 Michela Seata lascia una tovaglia alla iglesia di San Michele Arcangelo e ancora una volta dos escudos per comprare un frontal. San Michele Arcangelo, la chiesa di San Michele esisteva anche a Gorofai ed era l'ex patrono di Gorofai, e quindi appunto si potrebbe cadere in inganno, ma qui lei parla della chiesa di San Michele Arcangelo della presente villa, attestando che a Bitti esisteva una chiesa di San Michele Arcangelo. Altre informazioni le ho ricavate nel 1681, quell'anno terribile di tanti morti bittesi, al punto tale che la parrocchia non può più contenerli e non si riesce più a seppellirli né all'interno del cimitero della chiesa né all'interno della chiesa di San Giorgio. Allora cosa fa? Iniziano a distribuire questi morti in giro per le chiese e Pedro de Cortes viene seppellito come 156esima vittima, siamo al 26 agosto, nella chiesa di San Michele Arcangelo, specificando iglesia della presente villa. Lo stesso per Juan Angela Ena Stante. Dopodiché abbiamo altri riferimenti alla chiesa di Santa Croce, vado avanti, scusate, alla chiesa di San Michele Arcangelo, vado avanti fino a, per esempio, questo, a una donazione, un cercado del Sud de Gurbedo, la terra di Murisino, donata alla chiesa di San Michele Arcangelo. Vado avanti, vedete, fino al 1714-717 e poi arriviamo a Pedro Pablo de Cortes che vuole essere seppellito nella chiesa di San Michele Arcangelo e così avviene. 1718 è proprio, diciamo così, il giorno prima del 1724, quindi cosa è successo tra il 1718 e il 1724 non lo sappiamo, perché dal 1719 di nuovo abbiamo l'assenza dei documenti fino alla metà del Settecento. In conclusione possiamo dire che dalle risultanze documentali di cui appunto vi ho parlato, esisteva effettivamente una iglesia di Santa Cruz degli Umpatu, come ci diceva Giovanni Arca, è attestata da questi testamenti. Esisteva una chiesa dedicata a Sant'Angelo Martire, come dimostrato nei documenti dell'81, del 91 e del 713. In
contemporanea con la chiesa dell'Angelo della Guardia, i cui diciamo così, riferimenti sono a partire dal 1673, ma in quel famoso questionario Propanussata del 1803 sosteneva che una serie di chiese, comprese l'Angelo della Guardia, avevano una serie di documenti a partire dagli inizi del 1600, e infine che la iglesia di San Michele Arcangelo preesisteva nel 1724, come attestano tutta questa serie di testimonianze, di testamenti. Ne ho contato circa 14 che vanno dal 1680 al 1718. Finito, grazie. Grazie Silvana per questa ricerca molto interessante. Stiamo rispettando il cronoprogramma perché ci abbiamo all'ultimo intervento della mattinata, che è affidato a Don Francesco Mariani, direttore del settimanale diocesano L'Ortobene, di cui Padre Turtas è stato collaboratore, perché l'Ortobene a suo tempo ha ospitato molti interventi, specie sulla liturgia in lingua sarda. Prego, Don. Tento di essere molto rapido anche per il microfono. A suo tempo mosse a Padre Turtas quando fece la presentazione del suo libro. Si disse allora che parlò lungo oltre le convenienze e suscitò un brusio di commenti in aula per la lunghezza del suo intervento. Il libro L'Ortobene 1926-1927 è stato composto, fatto in occasione dei 50 anni dell'Ortobene. È stato curato da Raimondo Turtas. La sua introduzione consta in 72 pagine. Il resto è una selezione di articoli, un'antologia, per un totale complessivo del libro di 525 pagine, scritte in carattere minuscolo, ci vuole la lente per leggerlo. Se fosse stato scritto in Arial 12 saremmo a 1000 pagine rotte. Bene, il libro, la prefazione, ma a cui corrisponde poi la scelta dei testi, degli articoli, è diviso, possiamo dire, in 3 parti. La prima è l'origine dell'Ortobene e quindi il periodo del fascismo, diciamo. Secondo periodo è quello della elezione del 48 alla Costituente. Poi il terzo periodo è il rapporto tra il mondo cattolico e la democrazia cristiana. E il quarto argomento sono le novità introdotte a partire dalla metà degli anni 60 nella diocesi e nelle nuoresi in generale, con particolare attenzione per l'evangelizzazione e i documenti di Monsignor Melis. Bene, questo libro, strano ma vero, o aspettabile, perché è molto complesso riassumere 50 anni di un giornale, suscitò, assieme a tanti applausi, ma suscitò diverse critiche. Io mi limito a segnalare 3 di queste critiche. La prima è quella di Mario Massaiu, che oltre che collaboratore storico dell'Ortobene, ma era anche un grande intellettuale. Lo accusa di voler laicizzare i contenuti della visione dell'Ortobene e della diocesi in modo parziale, cioè di leggere in chiave politica l'operato della Chiesa. Poi che non c'è attenzione sufficiente agli ultimi decenni, e poi non è messa a fuoco l'assidua presenza della Chiesa nuorese sui grossi problemi degli ultimi anni, stiamo parlando anni 70, vale a dire zone interne, commissione d'inchiesta sul banditismo e tutti i problemi che c'erano allora, sequestri di persona. Un po'. Mario Massaiu comunque elogia e ringrazia Padre Turtas per quello che lui ha scritto e che ha fatto
dice ci ha messo tanto impegno, è lodevole. Comunque gli fa delle obiezioni a cui Turtas tra l'altro risponde dicendo: fin quando queste obiezioni sono fatte in un clima di dialogo reciproco vanno benissimo, non ho niente da dire. Il livello della critica si solleva un po' con Sebastiano Puzzu, che tanti di voi ricorderanno, preside del liceo classico, è uno anche dei primi collaboratori dell'Ortobene. Tant'è che uno dei rimproveri che Puzzu fa a padre Turtas è di non aver consultato a sufficienza gli anziani con cui il settimanale era iniziato. Ma Sebastiano Puzzu sostanzialmente dice: lui presenta l'Ortobene come un foglio politicizzato, cioè lo legge con la prospettiva o la visuale della politica, dimenticandosi di spendere una parola sulla natura e la finalità del giornale, perché il giornale nasce come strumento di informazione e comunicazione tra le varie parrocchie e comunità presenti. E poi il giudizio sui vescovi non è mai apertamente benevolo, e fa anche un esempio, no? Dice, non chiama mai, che so, Monsignor Cogoni o Fossati, non li chiama mai col termine Monsignore, ma scrive sempre il Cogoni, il Fossati, e già sembra quasi una... Io capisco che padre Turtas queste cose le fa dal punto di vista dello storico, mentre Sebastiano Puzzu le fa dal punto di vista del rispetto alla gerarchia cattolica. Poi Turtas accusa l'Ortobene di non essere stato sufficientemente antifascista, e questa è l'accusa che poi vedremo anche sulla terza. Effettivamente Turtas in qualche modo avrebbe preteso che ci fosse un antifascismo più dichiarato, ma lo vediamo sull'altra critica. Poi Sebastiano Puzzu accusa anche Turtas di leggere in chiave fascismo-antifascismo le vicende dell'Ortobene di tutto quel periodo. Lo rimproverà anche di non aver dato ampio risalto all'omelia tenuta il giorno di Corpus Domini nel 1941 da Monsignor Cogoni, che fu un'omelia storica, non citò mai il fascismo, però tutti capirono che stava parlando del fascismo, e lui dalla cattedrale uscì scortato perché c'era l'agguato pronto. E poi accusa l'Ortobene, Turtas accusa l'Ortobene di essere un galoppino elettorale di partiti e di persone. Questo stiamo parlando dell'epoca della Democrazia Cristiana. Ma il punto più alto delle polemiche e delle critiche lo si tocca con Massimo Pitau. Professor Mastino, ma tra Pitau e Turtas correva buon sangue, perché Pitau, cioè quello che colpisce in questa polemica è che si arriva a un livello personale, per cui Pitau gli dice: oh, tu che stai facendo qualche punto interrogativo sul concordato e sui patti lateranensi, ricordati che grazie a quei patti la tua laurea presa in istituti religiosi ti è valso e riconosciuto all'insegnamento statale, che senza quelle cose lì tu all'università non ci saresti andato. Per dire, uno dei passaggi. Ma Massimo Pitau sostanzialmente cosa gli rimprovera?
di aver trascurato la stessa cosa di Puzzo, di aver trascurato la testimonianza delle persone viventi che all'Ortobene hanno collaborato e sono tra i fondatori, e di non aver dato sufficientemente risalto alla figura di Salvatore Mannironi, che sicuramente non era fascista, anzi, però non è sceso in piazza contro il fascismo. In questo modo padre Turtas avrebbe preteso leggere la storia con gli occhi di oggi, quello che è successo 50 anni fa, e guardate che finisce per travisare alcune cose. E la seconda cosa, Pitau accusa Turtas di una concezione manicheista del fascismo, in virtù della quale questo regime sarebbe tutto male, tutto menzogna, tutto violenza e tutto fallimento. Poi vi sarebbero frequenti errori di anacronismo, come ad esempio quello di rimproverare ai vescovi e all'Ortobene di avere anch'essi negli anni del fascismo misconosciuto e compresso le tradizioni e la cultura e la lingua sarda. L'argomento di cui abbiamo parlato, lui è critico nei confronti del Concilio Plenario Sardo, perché dice da un lato ha messo da parte la lingua e le tradizioni con cui la fede cristiana si era espressa per secoli, e pur non dicendo le tradizioni le aboliamo, dice però le rende marginali, cioè insignificanti e influenti. Pitau gli dice: il problema linguistico è un problema che nasce negli anni 70, non è un problema che c'era allora, tant'è vero che non ci sono state reazioni negative contro le disposizioni liturgiche che abolivano il sardo. Dice, è un'esigenza dei nostri tempi, per cui è una lettura anacronistica, ecco. Stai parlando del primo concilio? 24. Sì. E poi infine, nell'apparenza di una forma espositiva distaccata e imparziale, tutta l'esposizione storica sarebbe gravemente viziata da una deformazione di marca laicista e filocomunista. Queste le accuse di Massimo Pitau, a cui no, ma io sono rimasto di stupo perché è un attacco personale. E dopo questi due, siccome erano tutti e due all'università a Sassari, e Pitau ricorda anche che hanno segnato insieme a un corso abilitante, e dice: in tutto quanto questo corso non mi hai mai rivolto una domanda sull'ortobene. E Pitau dice: non te ne ho rivolto perché perché già sapevo quello, in forma certa, quello che mi avresti detto. E Pitau si lamenta anche del fatto che lui venne denunciato e processato per un articolo che uscì sull'ortobene, e che lui sostiene di essere anonimo, e invece Raimondo Turtas gli ricorda: no, hai siglato, eri tu l'autore. E ha detto: non l'ho citato quello per rispetto nei tuoi confronti, per non far riemergere cose dolorose del passato. Altrimenti anche voi no, chiudo solo con questo, citando testualmente lui: la Chiesa sarda, che per secoli aveva fatto largo spazio all'uso del sardo nella predicazione, nel catechismo, nei canti sacri, a un certo momento, ed è a partire soprattutto dal Concilio Plenario del 24, adottò ufficialmente un atteggiamento quasi diametralmente opposto. Non solo essa non tentò di salvaguardare la cultura sarda, ma mostrò la tendenza a marginarla,
e gli chiede a Pitau: hai capito la differenza? Se d'altra parte nei secoli precedenti essa aveva largamente usato la lingua locale, ciò era avvenuto in omaggio alla recentissima tematica di cui parla Pitau, ma soltanto perché doveva annunciare il Vangelo in maniera comprensibile alla gente. E quello della ci è parlato dell'esperienza del Madagascar di padre Raimondo Turtas, ma guardate che quello dell'inculturazione era un tema proprio della scuola dei gesuiti. Sono loro che in Paraguay fanno il primo vocabolario, la prima grammatica guarani, sono loro che scrivono, che traducono la Bibbia in cinese, in indiano. Anche se non era gesuita, e con questo concludo, c'è un francescano nuorese, padre Bonaventura, che era un francescano, il primo evangelizzatore del Congo, ed è quello che ha fatto anche la grammatica e il vocabolario congolese. Approfitto della presenza del sindaco. Questo libro è stato pubblicato, c'è scritto qua, questo volume è stato stampato col contributo della Regione Sarda. Se Bitti ci dà un contributo, noi pubblichiamo tutti gli articoli, e sono tantissimi, di padre Turtas sull'orto bene. Grazie. Grazie. Stiamo rispettando il cronoprogramma, c'è uno spazio eventualmente per chi vuole intervenire dal pubblico. Prego, vedo la mano di Diego Asproni. Grazie per aver dato la possibilità di contare questa testimonia di un scambio con il professor Turtas, Raimondo Turtas. Grazie a Marilena, grazie a Gloria Turtas e grazie a Diego Carro. Il Santo Gaini del suo Domize Binnichi ha scritto una lettera a padre Turtas. Le conta io del suo lavoro mio legato a sua famiglia che vivono nella Saldita Sardas tra su 1300 e su 1500 e gli dimanda io la possibilità di lo poter ragionare. Il sederetto mi ha chiamato sul telefono e ha cominciato a mi demandare proiette, mi interessa io del suo tempo storico. Io gli narro io del suo progetto artistico dedicato a tutto lo schifo che è andato al loco sessoro e gli dimanda io se mi poteva narrare i tischiata de dure ed essere usate la vita si urbananata. Come ti dico a ragionare, ma ammento che tutto in uno mi ha nato. Tu hai letto sul libro mio, Bitti tra Medioevo ed età moderna? C'è l'ha risposto. E isse, e tanto torna all'allegre. E abbiamo sentito gai, io rimandando e esse rispondendo. Poi mi ha salutato un anno, iscrivimi tutto questo di Mannasa e mandami la sua posta elettronica. Su 27 Santo Gaini, Domize Binnichi, diretto mi ha risposto a di Mannasa che l'aveva inviato pare che in un disegno. Isse mi consigliava da leggere sul libro di Francesco Cesare Casulla, John Day, Carlo Livi e Dionigi Panetta. E Geosi che su questo suoso sta studiando sul libro e pintando. Vi arreiona io sempre e mi ammetto che canno sa di manna al mesa in troppo insistente una via mai ha consigliato di andare a Sacraia del Sant'Antioco di Bisaccio.
e minaraiata. Quando arriva la sacreia, abbaita bene sul muro del suo palazzo di Supiscamo, poi orta Sacara e chirca sul muro de Saida di Bisarcio. Abbaita bene e pache su paragone e pessa a su chi servidenne. Io non sono un studioso di storia, ma leggere sul libro di storia mi ha aiutato metta. Sul travaglio mio è fatto dei veriguras e leggere sul libro di storia è schercando essere pistati scambiato a ocros abertos in sa carriera. Da questa ventana io abbaito sul somile de Saida mea, de dure, de due sorre, de melataras, de Duascador, Sollai e Ateras. E vidios accenti in cammino, che vichentos analfachete, e vidios a guerra, esa pesta. Una de esas cosas più interessantes che mi ammento è scannista io leggenne viti tra medioevo e età moderna, de padre Turtas. Leggio sul libro e s'annotas. La cosa più bella è scanno i su 1500 su desicheso si ribellano a un urbano che li sei toccato s'usanzia di tornare sa cannella de chera a Catadomo sa die de sa missa de Santa Maria Cannella. A leggere questo scritto mi dispiaghito che Dio e vido s'accente de Saida mea che non ti metti spantamiseros e iscrieta su Piscamo de Cagliari lamentandosi di questa prepotenzia. Su Piscamo rispondete e salite a chi sa risposta vi ponete 3 diesi per arrivare dai castelli a Bizzi. Da Nereione su Rizzichesos e obericane su Probano dettando a tornare una cannella da che era a Catadomo come si vi sempre usato. Padre Turto mi ha contato pure le sue fruite e come si è sviluppata la peste del 1350 in seminariata che in questo tempo ha avuto un ritiro climatico, una mini glaciazione e la gente si è malaia di pulmonite. La malattia a suo pulmone è diventata pesta e il suo male è sparto. A questo si venne anche la guerra lunga 150 anni che in Catalogna, che in Aragona. Esa stassa de pacare a sul feudatario, a sul topo spina, naraia. Questo puro pare che in sa guerra poteva essere stata a causa di tanta vitas e bananatas. E gallo in araiata, su chi è capitato in dure, è una cosa da abbaitare. Vizi a mantesa dure, mescamente sa screias. Questo che rennare, che sono dureso, hanno lasciato un'imprenta in vizi e soldi vizi hanno dato cara a sa screia de dure come te chi va a stato una parentela. Questo mi ha nato padre Turtas. A posto che tu studi storico pari che il suo lavoro artistico vino a Sacano una die studiando un testo di Carlo Olivi ha scritto che in questo tempo a noi sardos è stoccata la sorte di essere schiavos. Non ho mai inteso di questa sorte che nos è stoccata e ho provato meraizza e dolore. In suo documento noi sardos siamo comporatos e benditos che intanto de atto notarile in suo papiro bisogno la diese e sosanno del suo contratto. In vendita sono eminas, homines e pizzinos, zovanos, nascituros, famiglie entregas. Sono numeri su ammenato, su mestieri, su etto, su ida dove sono furatos, e a chi è viene integrato e pro canto valore in dinari. E poi sono numero de sol mercantes, non solo catalanos, vina finza sardos. Sono numero de saída de sos comporatores. Su re de Catalunya Pietro IV, commente arma de guerra, permettia a questa rapina in salvita sardas, cussas a pusa curta sumare, cussas por ricas. S'annava de sul marinaios catalanos, non militares, potiam curare sos sardos de salvitas di soro
e lo potiamo vendere in Maiorca e in Barcellona. Comprendo, proite su popolo nostro, tine su mare. Quando ha fatto la mostra in Dure, in Baloverde, in Sudavizia 6, in Sudavizia de Cassette, ha scritto in su biglietto della presentazione: «Hit un tempo su de pesta e de prepotenzia, tempo su de guerra e de tassa de pacare». Ecco, mi pare che sono le danne de oggi. Grazie a tutti gli studiosi e a chi ha fatto bene a questa isola nostra in Trea. Grazie a voi per l'attenzione. Ci avviamo alla conclusione, tranquilli. Questa bellissima mattinata molto intensa e ricca di riflessioni penso abbia arricchito tutti. Continuerà nel pomeriggio alle 15:30 con altri interventi, tutti da non perdere. Io ringrazio tutti i presenti perché è bellissimo vedere da qua questa sala piena di gente, è rimasta fino all'ultimo a seguirci. Ringrazio davvero tutti i relatori che ci hanno proposto delle riflessioni profonde e stimolanti. Ringrazio Bizzi TV naturalmente. Vi voglio salutare con una citazione che prendo da un libro di Padre Turtas. È una citazione con parole gioiose e beneauguranti secondo lo spirito dei Gozo. So che lui ha studiato molto bene. Vengono richiamate da Padre Turtas in un libro che analizza la poesia di Don Pietro Casu, che era parroco di Belchida, era scomparso nel 1954, e dice: «A me personalmente piace molto, e non solo perché è uno dei pezzi forti del tenore di Biti Raimondo Eloccu, quella introdotta dalla quartina paga in terra allegria, in su che l'eterno gozo, su peccatore diccioso, pro essere nato su Messia». Così vi saluto e lavoro proseguendo.